prima di dire alcune poche cose sul percorso che affronteremo, voglio dire che sono orgoglioso di essere qua, perché il Fronte Indipendentista Unito è nato per questo, è nato per questo motivo, per creare un progetto, un'alternativa nazionale, indipendentista ma non solo. Quindi per noi questo rappresenta un punto veramente importante. Per farlo diventare storico ovviamente ci vuole tutto il nostro impegno, tutta la nostra forza e tutta la nostra intelligenza. E quando dico nostra non intendo quella dei militanti delle singole organizzazioni o dei militanti delle singole organizzazioni. Perché noi abbiamo bisogno di andare alle comunità, di andare al nostro popolo, alla nostra gente, di andare ad ascoltare i cittadini sardi, imparare da loro, perché abbiamo molto da imparare. Io me ne rendo conto in tutte le lotte che affrontiamo quotidianamente. Forse dovremmo imparare a ascoltare un po' di più per poter poi insegnare a noi stessi e a coloro i quali si cimentano nell'attività politica quotidiana ad essere degni di rappresentare la nostra società. E quindi il percorso che noi affronteremo, Bustiano Composto giustamente prima ha detto c'è stato un lungo cammino per arrivare fino a qua, ma adesso incomincia un cammino ancora più lungo, un popolo in cammino, un popolo che si alza e va in cammino. Torneremo in tutte le 370 comunità della nostra Sardegna che sono abbandonate, desolate e desertificate. Anche gli amministratori di movimenti o partiti che non hanno niente né di indipendentista né neanche vagamente sardista si stanno rendendo conto che è necessario sviluppare una politica diversa, una politica alternativa, perché sta chiudendo tutto nelle nostre comunità. Le nostre comunità stanno diventando invivibili, stanno diventando inagibili. Quindi da lì dobbiamo partire, dalle comunità, dalle periferie, dalle borgate, dai margini, perché la Sardegna stessa è un margine. La Sardegna stessa ci hanno insegnato, io faccio l'insegnante, la scuola italiana in Sardegna insegna ai cittadini sardi, a quelli che saranno cittadini sardi, che la Sardegna è marginale, non conta niente, non esiste nella storia, non esiste nella cultura, non esiste. Ci sono i miei colleghi che fanno vedere le zigurat, le foto di zigurat dai 4 angoli del mondo e ci si dimentica che noi abbiamo le zigurat, abbiamo almeno una importantissima. Questo è soltanto un esempio. Abbiamo il professor Casulla che insomma su questa battaglia ha speso tanto. Ecco, noi faremo questo percorso, andremo alle nostre comunità, partecipazione, coinvolgimento, radicamento, e questo sarà un circolo virtuoso. Dovremo fare delle conferenze aperte, ascoltare le parti sociali, fare le nostre proposte dopo aver selezionato attentamente le priorità, perché bisogna occuparsi di tante cose, ma non possiamo occuparci subito di tutto. Dobbiamo indicare quali sono le nostre priorità, i punti strategici, e dobbiamo imparare anche dai popoli che vicino a noi hanno fatto un salto di qualità, sono andati al proprio popolo, per esempio come hanno fatto i catalani. Il movimento catalano è diventato importante, è diventato significativo, è diventato dirimente quando ha capito, quando ha interpretato le esigenze del proprio popolo. Quindi la sfida che noi lanciamo, il guanto che noi lanciamo, è quello del percorso partecipativo. Questo è un inizio, non è un accordicchio preelettorale. Abbiamo sofferto troppo di questa malattia, bisogna scrollarsela di dosso. Probabilmente arriveranno in futuro anche momenti in cui decideremo di affrontare la questione elettorale, ma la questione elettorale sarà soltanto, oggi sarà soltanto una fra le tante questioni e non sicuramente la principale. Una rivoluzione copernicana nel movimento indipendentista e civico, e questa è l'altra novità, perché abbiamo capito che non si nasce indipendentisti, perché l'indipendentismo non è nel DNA delle persone. L'indipendentismo è una conquista culturale, l'indipendentismo è una conquista morale, e noi dobbiamo essere molto aperti nei confronti delle tante persone che indipendentisti non sono,
ma che con noi condividono la necessità di salvare questa terra, perché loro amano la nostra terra così quanto l'amiamo noi, se non di più a volte. Quindi porte aperte a chi ancora oggi non ha aderito, abbiamo contattato tutti, a chi non ha aderito sarà ben voluto e avrà gli stessi diritti che abbiamo noi, perché questo, la porta è aperta. Porta chiusa invece a chi ha deciso e deciderà anche in futuro di fare altre scelte, di scegliere di non stare dalla parte del popolo sardo. Con questo che io passo la parola e che vi ringrazio per questa partecipazione e per l'emozione che ci avete regalato oggi. Grazie.